Torniamo dai Campi del Sole, secondo tempo di Athletic Club Palermo 3 Palermo, iniziato in questo istante. Purtroppo primo tempo un po' all'insegna delle difficoltà, per usare un eufemismo. Qui Tuve, ricordo il vantaggio 2 volte per l'Athletic, rintuzzato in entrambi i casi, primo da Tuzzolino, il secondo da Vallecchia, rintuzzato prima da Calvaruso e poi dal tiro libero vincente di Carlo Amici. Nilmar evita la rosa, riesce a toccare per Tuve. Tuve, il miracolo di Tripoli in angolo! Ma che ha preso qui Tripoli? Gran parata qui di Tripoli, che si conferma portiere affidabile. Oggi manca Virruso, ma ha fatto un grandissimo intervento qui Nilmar, con la palla che per poco non trova il varco giusto, ma sarà ancora angolo. Intanto Vallecchia per Sanchez, che ha provato a giocare sul ginocchio, rimasto contuso nel primo tempo. Niente da fare per il numero 19, che probabilmente termina qui la sua partita. Vedremo se ci sarà possibilità di rivederlo, ma sembra molto difficile, anche perché la sua espressione del volto non promette nulla di buono. Qui grande chiusura di Tuve su Baucina, fallo laterale Athletic, scusate, fallo laterale Trem ovviamente. La rosa, palla che diventa buona per Affaticato. Ricotta, Tuve con recupero, servizio per Nilmar che arpiona il pallone, finta qui su Ricotta, cerca la palla dentro, interviene Baucina, poi va giù Baucina, fischia l'arbitro. Qui la rosa cerca dall'altra parte Ricotta, che aggancia sterzata, chiude Restivo. Intanto arriva anche il ghiaccio solido per Cristian Sanchez. La rosa, torna da lui Baucina, ancora la rosa, camminando contro Vallecchia, scarica su Affaticato, Baucina, Ricotta non la tiene in campo. Restivo, Nilmar. Nilmar con lancio intercettato, Tuve la fa scorrere sul body check con la rosa, allora rimessa Athletic con Restivo. Nilmar, Tuve, Nilmar, Restivo, palla in verticale, non ci arriva nessuno. La rosa per Baucina, la rosa, Affaticato, prova a passare su Tuve che gli sbarra la strada, serve Restivo, Vallecchia, bene qui da dietro la rosa, si continua a giocare, Ricotta può andare, Ricotta contro Restivo, serie di finte dell'ex Iato, tocco per la rosa che scucchiaia, non benissimo, alla fine chiude la difesa dell'Athletic. Nilmar prova a passare, tunnel su Baucina, rientra un generosissimo Leandro La Rosa, che per il momento sul tabellino non c'è finito, ma è finito nel cuore della gara per tante altre cose. Baucina contro Nilmar, prova a passare, lo ferma il 13. Ricotta, punta Restivo, Ricotta, c'è Tuve a dargli fastidio, infatti gli porta via il pallone l'ex Villauria, poi Restivo cerca di liberarsi, non è facile alla fine, la tocca Ricotta, era quello che voleva il numero 8 dell'Athletic Club Palermo, che ripartirà dal fondo, ripartirà da Anthony D'Alba, chiama 6 compagni, serve Vallecchia, pressato Vallecchia, prova a liberarsi, la rosa in qualche modo lo ferma, fischia l'arbitro.
tienila, tienila! Prendi la palla! Tuve, va a puntare Tuve, Tripoli, respinge per la palla recuperata, Nilmar, ancora Tripoli, Tuve, terzo tentativo, affaticato, che poi urla ai compagni. Io dice che è chiuso. Giova! Nilmar. Palla per Vallecchia che riesce a passare sulla rosa, tocca a Nilmar, gran chiusura di Bocina proprio mentre stava per arrivare il servizio per Tuve, chiude dall'altra parte proprio il numero 7. Vallecchia sbaglia il tocco. Tanto a terra Nilmar. È nostro, Ste. Si riprende con il Trem in possesso. Baucina non la tiene in campo il giocatore ex Palermo Calcio a 5 è Tiki Taka. Palla lunga, Tuzzolino che appena rientrato affaticato non la tocca, sarà rimessa per il Trem. Tripoli, battuta lunga di testa Tuve, in tuffo, poi Tuzzolino. Vallecchia, Tuve, finta il tiro, poi suolata per Tuzzolino. Vallecchia non aggancia. Tanto debutta in partita Totò Intravaglia, prende il posto di Restivo. Affaticato. Intercetta Tuzzolino, per la palla torna dal 6 in maglia verde. La Rosa. Montevago, debutta in partita per l'ex città di Palermo. La Rosa, serie di finte contro Intravaglia, poi palla per Baucina. Triangolo che si chiude, palo di La Rosa. E palla che torna in campo, Tuzzolino prova a spingere la ripartenza, per inseguito ancora Tuzzolino, fermato da Montevago. Il palo a dire di no ad Aleandro La Rosa. Ancora un legno per il Trem, attenzione, a Tuve, Tripoli, respinge e poi fallo di Tuve, anzi no, si gioca. Vallecchia, sembrava che stesse per fischiare l'arbitro, Intravaglia, Tuzzolino, accelera, conclusione sul fondo. Il motivo che abbiamo noi. Palla per Baucina, chiude Tuzzolino, poi carambola con Baucina che era fuori dal campo e allora rimessa che viene accordata al Trem Palermo. La Rosa intercetta Vallecchia, va in Travaglia che però deve tenerla. Tuzzolino pressato a Montevago, la palla rimane lì, allora attenzione a Baucina, recupera l'Atletic, poi Vallecchia è più rapido, la porta via, poi contatto, fallo. Adesso metro sembra un po' cambiato, più fischi, 2 a testa. Tuzzolino, qui giocata su Montevago, prova ad andare per il servizio dall'altra parte per Vallecchia, si è aperto il campo per l'Atletic, Vallecchia, serie di finte contro Affaticato che lo stoppa, Tuzzolino finge di tirare, poi tira da fermo con la punta, stoppa tutto la difesa del Trem, adesso partita aperta a qualunque soluzione, a qualunque risultato. Tuve, Vallecchia all'1 contro 1 con La Rosa, va a calciare in estemporanea con i piedi in piedi Tripoli. Dalba,
finge di lanciare, va da Tuvè, adesso non può più giocarla il portiere, Tuvè un po' in difficoltà, Montevago l'uscita, senza paura di Anthony D'Alba, che prova subito a rilanciare. Vallecchia, viene incontro Tuzzolino, la palla è per lui, suolata di ritorno per il 20. Tuzzolino, ancora Vallecchia. Finge di tornare indietro, poi si affida ad Intravaglia. Tuzzolino a cercare Vallecchia, la palla esce. Sembra un po' in difficoltà, non trova soluzioni. L'Athletic, partita che sembra in apparenza un po' bloccata. Vedremo se ci sarà l'episodio che la stapperà da una parte o dall'altra. Tuvè con recupero, Vallecchia prolunga di testa, poi prova a prendere velocità, chiude affaticato che aveva metri di vantaggio. La Rosa qui approfitta dell'incertezza di Tuzzolino per accelerare, però sbaglia. Allora Tuvè per Vallecchia, contro affaticato, adesso però fronteggia la difesa schierata. Tuzzolino a terra, Baucina, poi Tuzzolino che credo abbia calciato involontariamente il piede di Montevago. Tanto tornano Calvaruso e Delisi. La Rosa, Delisi, ancora Aleandro La Rosa, palla per affaticato che scucchiaia per D'Alba che in qualche modo anticipa Calvaruso. Tuvè, Vallecchia, arriva Giuliano a dargli una mano, non lo serve, arriva Giuliano comunque a prenderla, poi in scivolata. È una palla persa. Calvaruso, Delisi fermato, prova a ripartire l'Athletic con Tuvè che accelera. Tuvè per Vallecchia, Tripoli, resta in piedi, la mette fuori. La palla battuta verso Giuliano, chiude benissimo, affaticato. Poi Vallecchia, ultimo tocco di Delisi, angolo Athletic. Tuzzolino se la porta sul sinistro, non riesce a indirizzarla Giuliano, palla fuori. Calvaruso perde palla, allora Vallecchia prova ad andare. Vallecchia, serie di finte, Vallecchia, Giuliano, la chiusura, palla che rimane lì. E poi incredibile il rimpallo davanti alla porta del 3M che si salva e prova a spingere con Delisi. Calvaruso, Tuvè, e poi l'ultimo tocco è di Calvaruso. Prova a rientrare Sanchez, rientra anche Nilmar. È proprio il 13 che rimette in gioco il pallone. Lo scambio che non si chiude con Sanchez, poi Delisi recupera proprio Sanchez, al quale è stata praticata una fasciatura sul ginocchio. Perde palla Tuvè, La Rosa prova a spingere, Vallecchia davanti a lui, taglia fuori col corpo, poi costringe all'errore Calvaruso. È quello che dicevo nel primo tempo, giocatore molto dotato tecnicamente Vallecchia, ma oggi sta facendo apprezzare per l'energia che sta mettendo sul rettangolo dei Campi del Sole. Nilmar, lungo per Sanchez che controlla, su affaticato, lo trattiene affaticato e attenzione, svolta della gara, doppio giallo per affaticato, rosso per affaticato, perde una pedina fondamentale il 3M. Ed è una perdita, mi sia consentito dirlo, che va ben al di là dell'espulsione momentanea, del fatto di giocare in 3 contro 4, perché in questo momento perdere un giocatore come Stefano Affaticato è pesantissimo per il 3M. Ripeto, al di là di quella che è la perdita temporanea di giocare 2 minuti effettivi, gol a parte, con l'uomo in meno,
90, 10 minuti. Giocatore di un peso specifico e quest'oggi lo ha dimostrato ancora una volta, veramente importante. La scorsa settimana è anche andato in gol, ha sbloccato una partita difficile come quella contro il Palermo Calcio a 5 e adesso, dopo un lungo pomeriggio a ringhiare sugli avversari, adesso la sua squadra dovrà fare a meno di lui, perché una volta tanto Sanchez gli ha preso il tempo. E allora vediamo come la gioca l'Athletic. Athletic che in questa situazione ha trovato il gol nella gara contro l'Isola in Coppa. E adesso vedremo anche quali saranno le contromisure, perché per il momento giocano Calvaruso, Baucini e La Rosa, che sicuramente non sono abilissimi difensori, o comunque sono meglio noti per la loro forza offensiva. Vedremo. Sanchez con l'uscita, e qui Sanchez ancora problemi. Ancora problemi Sanchez al ginocchio destro. Non può proseguire la partita Sanchez, qui una forzatura. Vieni al cambio! Vieni! Così, aspetta. Torna Vallecchia, qui ripeto una forzatura far rientrare Sanchez. Restivo, Nilmar, Vallecchia, controllo non pulito, palla ancora a Nilmar, che ha spazio anche per calciare ma preferisce non farlo perché c'è l'uomo in più. Vallecchia, c'è Restivo e l'appoggio, la correzione vincente è di Totò Intravaglia, l'uomo decisivo forse per questa partita, ma intanto porta in vantaggio ancora una volta l'Athletic Club Palermo. È l'uomo dei gol pesanti Totò Intravaglia in questo avvio di stagione, tante le situazioni in cui l'Athletic Club Palermo ha avuto bisogno della sua esperienza e la sfrutta e la trova, e adesso torna la parità numerica in campo come da regolamento. Calvaruso calcia, difende il primo palo bene Anthony D'Alba, angolo per il 3M che adesso reagisce, non può fare altrimenti. La Rosa fronteggia Vallecchia, dovrebbero essere 4-3 i falli. Calvaruso tiro deviato, angolo. Si è andato a sedere in panchina, abbracciato dai compagni Totò Intravaglia, perché, ripeto, questo non è solo un derby, è uno scontro al vertice e quindi può essere pesantissimo il suo gol, ma c'è ancora tanto da giocare, c'è una vita da giocare. Qui D'Alba non riesce ad evitare l'angolo, che è per il 3M, che insiste, che spinge, che è uscito dal letargo e adesso vuole ricucire lo strappo, ricucire il gap. Baucina fronteggia Nilmar, palla per Runfolo che gioca da ultimo uomo, palla per Calvaruso che la arpiona in qualche modo contro Restivo, il quale non lo fa girare, arriva Vallecchia il raddoppio, lo spezza in qualche modo Calvaruso. La Rosa, Runfolo calcia, Vallecchia mette il piedino, questa volta a stoppare. La Rosa per Runfolo che finge di calciare, piroetta sul pallone il 19. Tocco per Aleandro La Rosa che fronteggia dal centro contro Tubè. Prova a disorientarlo l'uno contro l'altro. Duello di nervi più che di dribbling. Ancora, questa volta contro Nilmar La Rosa. Serie di finte, La Rosa arriva praticamente in area. Serie di deviazioni, La Rosa la ritrova, la riperde, arriva Nilmar. Si lotta su ogni palla, non l'aggancia La Rosa. Fallo laterale per l'Athletic che esce dalla morsa, esce dal gorgo. 8 minuti 7 secondi da giocare. Siamo appena oltre la metà del secondo tempo, c'è una vita e chi sta guardando, sta riuscendo finalmente a guardare questa partita, si starà sicuramente divertendo. Occhio alla Rosa che prova a spingere, adesso in campo aperto, tocca a Calvaruso, 2 contro 2, Calvaruso contro Restivo, decide di calciare, respinge D'Alba, la mette fuori Tubè, fallo laterale e poi time out chiesto dalla panchina del 3M.
tocca la seconda volta e salva perché all'aria. Fermo, salvo, salvo, salvo. Rapanzano, fermo. No, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Rapanzano. Si è girato il tempo perché devo cambiare la batteria. Sì, qua ce l'ho 7,53. A posto. Lo prendo in questo corridoio. Si ripartirà con 7 minuti e 53 secondi sul cronometro della partita, cronometro che ha avuto un piccolo problemino, piccolo stop, ma si sta per ripartire. Fallo uno. 7,52. Allora, sì, i falli sono questi. Mancano 7,56. Ma che è successo? Si è azzerato. Perché non si può fare? 7,52. 7,52 da giocare. Stanno confabulando. Se lo fai partire si deve fermare a 13 7,52. Deve partire e ne conti 7. Poi scalare. No, non si può. Devi fare scalare a 12,08. No, non si può fare. È previsto che non si può fare. Vi sto dicendo che è previsto che non si può fare. 7,52. Azzerare la 7,52. Non è la stessa cosa. 7,52 fai così. A 7,52 spegni. Ogni tanto io vi dico quanto ho io, a 7,52 mi fermo. Vi dico quanto ho io, 3 minuti, 3 minuti e 20. Va bene? Sì. Mi sa che si va col metodo rudimentale, ovvero se col cronometro al polso. Abbiamo messo quelle nuove, ma si è tirato per quello. Dunque 7,52 al cronometro ed è la maledizione dei tabelloni per il Tremme, perché anche in Coppa contro il Palermo problema al tabellone, anche in quel caso nel secondo tempo. Naturalmente trattasi di mera sfortuna. Runfolo, palla persa, Tuve allora prova a spingere la ripartenza, Tuve calcia con l'ultimo grammo di energia che ha e la mette fuori, poi fa perdere quell'istante alla rosa che consente ai compagni di rimettersi a posto. Tuve, verticale, Nilmar, arriva Restivo che calcia male. Qui forse Nilmar poteva anche proseguire, ha sentito la chiamata, ha sentito l'urlo di Vincenzo Restivo. Calvaruso, tocca a Nilmar. La rosa porta su il pallone, adesso gioca, c'è una squadra senza pivot e una squadra senza centrali, penso sia abbastanza semplice capire chi, anche in base al risultato. Runfolo, defilato contro Restivo, prova a puntarlo, va a raddoppiarlo Tuve, poi si sposta perché Runfolo vuole il tiro e allora tiro respinto da Vincenzo Restivo. Bocina, Tuve tocca, la palla esce. Mentre c'è Ricotta pronto a entrare, pronti anche Di Cara che sarebbe al debutto in partita e la piazza. Sali forte! Va bene! Runfolo sempre contro Restivo. Ancora il duello con Runfolo che fronteggia anche Nilmar, salta anche Restivo, poi arriva Tuve a levargli la maniglia. La rosa per Calvaruso che ha spazio, Calvaruso, la finta e la parata di Dalba sul palo, la traversa di Bocina, poi contatti Runfolo, palla fuori. Incredibile, incredibile. C'è la palla fuori dall'altra parte.
ma veramente pazzesco quello che è successo nel possesso precedente. Il miracolo di D'Alba su Calvaruso, la palla sul palo, poi la traversa di Baucina a botta sicura. Attenzione, Baucina all'altra parte, ribattuto. Allora Nilmar da solo contro 3, lo ferma la Rosa senza fallo, ma credo che l'arbitro abbia dato vantaggio. Time out per Miosi. A 6 minuti alla fine. Quindi non hanno 6 minuti. Mancano 6 minuti, 5 minuti. 6 a quanto? 1 minuto. 6 a quanto? A 1,56 mancano 6 minuti. Mancano 6 minuti. 6 minuti meno 14 secondi. Termina il time out chiesto da Alfonso Miosi. Poco meno di 6 minuti alla fine. Una partita di un'intensità clamorosa. Giuliano perde palla, allora attenzione a Ricotta che prova a distendersi. Calvaruso fronteggia, calcia, respinto questa volta da Restivo. Rimessa per il 3M. È entrato Di Cara, è entrato Giuliano, però è entrato anche Ricotta nella metà campo avversaria. Baucina respinge D'Alba. Fallo laterale. La Rosa contro Giuliano, tocco per Calvaruso, arriva ancora la Rosa, ma arriva prima Di Cara che ci mette l'energia, ci mette la freschezza mentale e fisica, di testa e di gambe, quelle che ha Calvaruso per provare a passare, non ci riesce, allora tocca alla Rosa che prova a puntare Nilmar, gli concede il mancino, poi lo fronteggia, ancora la Rosa, sempre contro Nilmar che lo ferma e gliela porta via, poi virata, cerca il servizio, lo trova in Giuliano, si distende l'Atletic, Giuliano vuole ragionare, vuole palleggiare, vuole tenere l'avversario lontano, c'è Nilmar sul secondo palo, Giuliano lo ignora perché vuole tenerla, poi Restivo va dal 13, 1 contro 1 con la Rosa, serie di finte, Nilmar va sul fondo, mette in mezzo, respinge Calvaruso, poi Baucina riesce ad uscire, fallo fischiato a Di Cara, a cui secondo me doppio errore, perché ha preso la palla e anche quando devi dare vantaggio, la Rosa prova a calciare, la palla gli torna dopo la respinta, Baucina, Ricotta fronteggia Giuliano che lo ferma, stando fermo, ancora Giuliano, va a rintanarsi all'angolo, se ci fosse una bandierina sarebbe quella, ma è comunque fallo laterale, torna Tuveva, fuori Nilmar. Giuliano riesce ad evitare 2 avversari, Giuliano la tiene, poi Ricotta gliela porta via, lascia lì il piede Giuliano, commette fallo, punizione. Chiede il cambio la Rosa che è stremato al suo posto De Lisi. Vieni qua, Ricotta! Baucina, palla per De Lisi che prova a puntare Di Cara. Poi conclusione di De Lisi bloccata da D'Alba che innesca subito Giuliano, corre Giuliano, davanti a sé tante maglie verdi che gli ostruiscono le linee di passaggio in verticale, allora palleggiano Tuvè e Giuliano, quest'ultimo non la controlla, sorvoliamo sull'esclamazione ma potete capirla tranquillamente. Ricotta per Baucina, 1 contro 1 con Restivo, quasi sempre in campo il numero 8 che qui stoppa anche questo tiro, è rimessa per Baucina, palla per Calvaruso, ancora Baucina in 1 contro 1, decide di appoggiare a De Lisi, non punta Di Cara, adesso lo fronteggia perché Di Cara prova ad andargli via, ma lo salta De Lisi, poi Di Cara ma con la trattenuta, ha fischiato contro Di Cara l'arbitro.
È a terra Delisi, ma credo per un problema alla gamba. Sentilo quando vinceri è show. Vai metti le mani, Saba. Alberto! Alberto! Ma di respira tu! C'è la punizione per il 3M e non poteva non tornare Carlo Amici a calciarla. Siamo a poco meno di 4 minuti dal termine. Amici che nel primo tempo ha segnato su tiro libero, adesso c'ha un uomo tra sé e la porta, tra sé e D'Alba, la vuole guardare, cerca il pertugio, poi parte con la rincorsa e Di Cara che si sostituisce al suo portiere la mette fuori. Amici che oggi di fatto non sta giocando, evidentemente non al top fisicamente. Ricotta la tiene in campo accelerando il passo, poi Restivo perde il rimpallo, ancora Ricotta sul fondo, Calvaruso, entrata di Cara, calcio di rigore per il 3M. Ingenuità qui di Di Cara che non se ne capacita, ma l'entrata è sull'uomo, è fallo ed è tiro libero. Ed è anche quinto fallo, perché oltre al danno non può mancare la beffa per l'Athletic. A 2,5 dalla fine, che almeno il cronometro dice 4,20 giocati, ma anzi scusate 3,5 alla fine, 7,52 era lo stop, siamo a 4,20 giocati, quindi 3,5 e Calvaruso contro D'Alba. E questo è un rigore di un peso specifico devastante sulla partita. Calvaruso ha ancora l'opportunità di riequilibrarla, l'ha avuta nel primo tempo, fischia l'arbitro. Calvaruso altissimo! Altissimo Calvaruso! E questo è un errore che potrebbe avere delle pesanti responsabilità sulla partita. D'Alba, la fionda lunga dalle parti di Giuliano, la tiene Giuliano, anche sul passaggio di Restivo, Giuliano accelera, ancora Giuliano, contatto di Delisi, fallo, punizione. Si gioca, Giuliano, altro contatto, si continua a giocare, Restivo, poi alla fine alla meglio Runfolo che esce, servizio, arriva Calvaruso, arriva Vallecchia, raddoppio su Calvaruso, tutto ok. Giuliano, Vallecchia, prova ad andare Vallecchia contro Delisi che gliela porta via, deve evitare il fallo Vallecchia e lo fa. Delisi fronteggia contro Giuliano, 1 contro 1, poi appoggia indietro, Baucina, calcia, Restivo, anche prima di Calvaruso, fallo laterale. 2,52 da giocare. Runfolo fronteggia Tuve che lo guarda fisso negli occhi, non lo molla un attimo. Baucina per Delisi contro Vallecchia, sterza Delisi, calcio Delisi! Immancabile, immancabile, la legge spietata nel futsal come nel calcio, il gol dell'ex Alberto Delisi, 3-3. E qui l'esultanza di Alberto Delisi scatena l'ira della panchina, rosso per Riccardo Romeo che è il preparatore dei portieri. Qui era veramente impossibile non aspettarsi che Delisi in caso di gol non esultasse in maniera
non dico smodata, ma comunque molto energica. Ci sono state un po' di discussioni sul suo trasferimento, sul suo cambio di casacca. E che segnasse un gol così pesante, al di là di quella che è la sua bravura, poteva essere prevedibile, soprattutto se è il gol che vale il pareggio. A 1, anzi a 2:37 dalla fine, Alberto De Lisi, aiutato dal palo. Si riprende ai Campi del Sole. Per la terza volta il 3M ha ripreso il risultato, adesso cerca di ripartire. Ricotta, Runfolo d'Alba! È un baluardo oggi Anthony D'Alba. Già battuto, Baucina, De Lisi va ancora a fronteggiare, questa volta da fermo non ha ritmo e allora si appoggia a Baucina che torna dall'autore del gol del 3 pari, palla verticale sbagliata. Si riparte dal fondo, si riparte da D'Alba che va da Restivo. Tuve prova la virata, fa subito muro Runfolo che cerca di far ripartire, ha forse un po' di energia in più, il 3M, Ricotta ancora l'uscita di D'Alba, Baucina arriva in qualche modo sulla palla, serve De Lisi, l'1 contro 1 di De Lisi che adesso è in fiducia e adesso si sente insuperabile e imbattibile. E ricordiamo che ha 5 falli l'Athletic e non può commetterne più se non vuole mandare gli avversari al dischetto del tiro libero. Baucina contro Vallecchia, c'è spazio per puntare, Baucina però non ha ritmo, appoggia a Runfolo, Runfolo ribattuto, poi Giuliano in qualche modo, Restivo di testa, Tuve di testa, mette giù Giuliano. Vallecchia per Restivo, subito all'altra parte esce, Tripoli, la porta è vuota, Restivo sopra la traversa. 1:20 da giocare, 80 secondi da giocare per capire se ci sarà un vincitore da questa gara o se le due squadre si divideranno la posta del pareggio e sarebbe il secondo in campionato per il 3M dopo quello in un altro campo ostico, quello dell'Acragas nell'ultima trasferta giocata. Sarebbe ovviamente il primo per l'Athletic viste le sole vittorie fin qui ottenute tra campionato e Coppa, 7 su 7. E qui sbaglia Restivo. Forse è finito l'impegno, e che impegno per Alberto De Lisi. Torna in campo la rosa, forse anche per mettere un po' più di calma nelle giocate, quella che non ha Vallecchia in questo caso, uno dei primi errori della sua partita. Ricotta, prova a fermarlo Giuliano, non ce la fa. Baucina, Runfolo, Ricotta, fronte alla porta Alex Iato che fronteggia Vallecchia, sbaglia il tocco. Restivo, Giuliano riesce a tenerla, Tuve accanto a lui, contro la rosa, Tuve cerca di accelerare, Tuve calcia, Tripoli, poi la palla rimane lì, Giuliano la sbuccia. 19! Tripoli va lungo, troppo lungo per tutti. D'Alba dovrebbero essere 17 secondi da giocare. Sono 15 in realtà. Forse è l'ultimo possesso della partita, vediamo come viene giocato. Tuve la tiene. Tuve cerca Vallecchia, non lo trova, una brutta palla questa. Adesso manca chiaramente smalto, manca chiaramente brillantezza, le squadre sono stanche, hanno giocato praticamente un'ora e mezza a ritmi vertiginosi. Ricotta per l'ultimo assalto del 3M, palla per Runfolo, Runfolo, palla alta, 2 secondi, di fatto a meno di cose clamorose l'Athletic non la perde questa partita, vediamo se la vince. D'Alba va a lungo, Giuliano la controlla, ma è finita la partita e finisce con un pirotecnico pareggio per 3 pari tra Athletic Club Palermo e 3M, 3 volte avanti la squadra di Miosi, 3 volte al pareggio quella di Giacomo Mosca. Si dividono
il punticino le due squadre. Secondo pareggio esterno di fila per i neroverdi, primo pareggio dopo 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa per l'Athletic Club Palermo. Tanto c'è il rosso per Runfolo, partita finita. Noi stiamo aspettando soltanto il fischio finale per interrompere la diretta, ma in ogni caso chiudiamo con il finale. Il finale dei Campi del Sole, Athletic Club Palermo 3, Creme Palermo 3.